sa mostra sul libro può presentare Don Chisciotte Amanzia, un classico della letteratura spagnola e mondiale, che è stato voltato in sardo da Giovanni Murone e poi con Dages. È un periodo importante fin a Posta Sardegna, che Cervantes è stato pure un militare spassato fin a Sainoghe, e è importante pure che in quest'opera gattiamo la citazione di un scrittore aligheresu, Antonio Lofrasso, che è stato uno di questi suoi scrittori plurilingue. È importante portare in saldo sul classico mondiale, che sono cursi che poi passano in storia. E va bene pure una cosa, Giovanni Murone ha fatto un taballumano che la bottatura non l'ha fatta sul testo in italiano, ma l'ha fatta sul testo originale in spagnolo, in castigliano, può essere preciso. E dunque questa è un'opera che demanda pure una competenza manna del suo spagnolo antico, del suo castigliano. Insomma, il suo romanzo è stato scritto su 1500 e su 1506, su due spalte. E dunque è pure una lingua arcaica, e Giovanni Murone ha cercato di rendere in suo sardo moderno. Torro, grazie dell'attenzione. È importante narrare a te una cosa, Vinas. L'importanza di sostenere istituzionalmente e dunque politicamente il regime di salvoltatura dai limba del suo mondo a limba nostro. Questo è che narrare che l'istituzione più importante della regione crede davvero in un processo che avveri a su mondo la limba nostra, e crede davvero che la limba nostra possa fare dare quale sia il pensamento del mondo, quale sia l'opera letteraria e quale sia l'autore mondiale. In questi ultimi anni hanno fatto che questo abbiamo come regione sostenuto la voltatura in saldo di autori come Kafka, come Shakespeare, come Cervantes, che andiamo a presentare oggi in sa mostra del libro di Macumer, e questo progetto in questo momento è arreso. Tocca invece di bigre, di lo seguire con meda attenzione, di comprendere che mintere in sa limba, in sa scuola nostra, con sa limba nostra, questi autori che narrare fa che brottare a noi una coscienza forte de capacità della lingua di dare sul mondo, e in più subada avvena una sostanza letteraria in tutto gusto. E la capacità di ada la lingua sarda di poter scontare quale sia d'opera e quale sia traduttore. E io penso che la capacità della Pemus sia una capacità forte in un mondo in cui le interpretazioni di ogni opera signi e mudano con su tempo. Cervantes e Don Chisciotte siamo fedeli del battle seculos di interpretazioni. Ecco, in un mondo che permette di interpretazioni sempre nuove, forti e di ispira, la lingua nostra può dare una bella età di mano e fare senz'altro la parte sua. L'importanza di questa traduzione, che su Don Chisciotte si può fare comprendere che in sardo si può scrivere dedotto, si può tornare a dare dignità alla limba, fare vedere che in sardo si può finire a scrivere letteratura saprusarta, connota a livello internazionale. In più serve finire per tornare a recuperare certi sfuerdos, espressioni, dizio, modo di narrare che sono sperdintesi in sardo. In suo romanzo sono rappresentati differenti registri stilistici, su comico, su tragico, e questo pure serve di arricchire la lingua nostra, che a livello di prosa non tiene una tradizione forte come invece a livello poetico.